Condannati a 4 mesi con la sospensione della pena per non aver sorvegliato il loro bambino che era in piscina senza braccioli pur non sapendo nuotare. La condanna del Tribunale Monocratico di Padova a Emanuele e Elisa, genitori del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni, annegato nell'agosto del 2021 mentre era in piscina a San Pietro in Gu. Condannata a 4 mesi anche la bagnina, assolti invece il gestore dell'impianto e il responsabile dello staff dei bagnini. Si attendono i risarcimenti che verranno decisi in sede civile. Per i giudici, i genitori sapevano che il figlio non era in grado di nuotare da solo, eppure lo hanno lasciato vicino alla piscina senza controllare se avesse o meno i braccioli. La bagnina invece avrebbe dovuto sorvegliare con maggiore attenzione la vasca dove ha annegato il piccolo Christian. La bagnina, quel giorno di agosto del 2021, ha trovato Christian che galleggiava a pancia in giù, lo ha trascinato fuori e praticato la respirazione, ma il bambino era stato per 5 lunghi minuti sott'acqua e non si è più risvegliato.